questo Paese deve ancora più speditamente mettere in campo quelle che sono soluzioni nei confronti delle risposte e dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Noi come Consorzio di Bonifica ci assumiamo la responsabilità, iniziamo oggi un viaggio che faremo per tutte le aree interne del Paese, proponendo al Governo con grande serenità 4 azioni. La prima, infrastrutturare queste aree interne. Il piano invasi che abbiamo redatto con Coldiretti va in quella direzione, è multifunzionale, non entra in conflitto con l'ambiente, anzi lo aiuta, ma produce energia, riduce quindi la CO2, dà l'acqua all'agricoltura e soprattutto la toglie ai cittadini, in questi giorni ne abbiamo avuto testimonianza, quando è troppa. Primo elemento. Secondo elemento, il progetto di legge che abbiamo messo a disposizione del Parlamento sulla manutenzione di queste aree interne. Lo abbiamo fatto, ce ne assumeremo la responsabilità, le regioni potranno avvalersi dei consorzi di bonifica, delle loro competenze, delle loro maestranze per fare manutenzione. Terza situazione, continuiamo ad invocare con grande forza una legge sul consumo del suolo. Non è pensabile edificare ancora oggi ogni ora 10.000 metri quadrati di suolo che dovrebbe invece produrre cibo. Tutto questo in che cosa si traduce? Questa è l'ultima nostra proposta, in una nuova, originale proposta appunto di modello di sviluppo e di crescita di questo Paese. Il Paese può crescere se esalta il valore originale e distintivo delle sue bellezze che si chiamano cibo, si chiamano arte, si chiamano cultura, si chiamano sicurezza. Su questo l'Italia può essere molto competitiva.